Posso fare una domanda? Prego. Se le venisse chiesto, se le venisse chiesto di candidarsi come sindaco qui a Portogruaro del centrodestra. È una domanda che volevo farti ieri, Eh? Una domanda che volevo farti ieri. Ma io sono innamorato della mia città. Quando si vota qui a Portogruaro? 2015. Nel 2015. E chi l'ha allora, detto? Magari prima. Allora, adesso siamo nel 2013 se non sbaglio, quindi questa domanda me la rifaccia nel 2015. Io in questo momento ho altri impegni, gli impegni appunto nelle 3 direzioni vi ho già illustrati, certamente non viene meno, ripeto, il mio affetto infinito, il mio amore infinito per la mia città. Posso fare una domanda io? Prego. Diciamo che per Portogruaro sarebbe molto importante sfruttare la sua potenzialità. Avere una persona con delle conoscenze a Roma. Ma io ho un grande passato dietro le spalle, va venire dietro le spalle. Quindi noi speriamo che la sua scelta non mi sembra. Io ringrazio molto per la gentilezza e per l'affetto che anche in questo caso tu mi dimostri e altri mi hanno dimostrato, ma non è certamente questa la circostanza né il momento per parlare di questo. Ci sono dei bravissimi dirigenti politici del PDL a livello portoguarese. L'augurio è che vadano più d'accordo, ecco, se posso solo esprimere l'auspicio è che ci possa essere una maggiore coesione. Lei dopo può decidere, ma lei sappia che noi, tutti noi, siamo interessati a candidarla. Ne riparliamo fra 2 anni, a Dio piacendo, perché sapete, siamo tutti provvisori a questo modo, quindi non si può mai dire, quindi facendo i debiti scongiuri, io sono anche molto superstizioso, pensate, vi racconto un aneddoto che è divertente, perché non bisogna essere superstiziosi, se no il nostro Don Piero qua si arrabbia e ha ragione. Ma sapete, mi hanno comunicato, per la verità me l'aspettavo anche, ma mi hanno comunicato attraverso un'agenzia di stampa la mia di fatto non ricandidatura del PDL. Sapete a che ora? Alle ore 17 del giorno 17 per la 17ª legislatura. Cioè io a questo punto esco di qua e vado a giocarmi al Super Enalotto il 17, perché è una data che è un numero che è assolutamente molto importante. Comunque mi piace anche scherzare.